Alla fine ha vinto Napoleone. Il nuovo argine che la provincia di Genova costruirà per difendere la Vagna dalle piene 2 centennali dell'Entella, infatti, non sarà più un'opera completamente nuova, ma un semplice innalzamento fra i 50 cm e il metro del Seggiun, il vecchio argine già esistente, realizzato all'epoca della Repubblica Ligure negli ultimi anni del Settecento. Poco più di un restyling, quindi, che scongiura i timori dei fondisti della piana dell'Entella di veder sorgere nel bel mezzo dei loro campi e frutteti un manufatto di 25 metri di base e 4 di altezza, come era nel progetto originario della provincia. La soluzione è stata trovata dai tecnici della provincia in seguito alle proteste degli abitanti della piana alluvionale dell'Entella. Senza stravolgere l'assetto, anche architettonico, visivo, d'impatto di questa piana, che giova ricordare che è l'unica piana verde ed è l'unica zona collinare di tutta la traccia dell'Entella, quindi va salvaguardata perché è veramente importante. Un altro problema in via di soluzione è quello delle case che, con la costruzione del nuovo argine, verrebbero a trovarsi nel letto del fiume e che di conseguenza, per la legge, andrebbero abbattute. Una di queste è la cosiddetta Casa del Pompiere, costruita nel 1936 e oggi di proprietà di 2 fratelli, che hanno chiesto e ottenuto un incontro con il commissario straordinario della provincia di Genova Piero Fossati e con il direttore dei lavori pubblici Pietro Bellina. Un incontro vivace con un certo tasso di emotività vista la posta in gioco, ma alla fine sembra essere stata trovata una soluzione. Il piano terra non potrà più essere abitato e il volume perso sarà trasferito urbanisticamente in un altro punto della vasta tenuta della casa, oltre l'argine. Oltre a ciò, verrà costruita una passerella a un'altezza superiore al livello massimo della piena 200ennale, oltre il primo piano, per permettere agli abitanti della casa di fuggire oltre l'argine in caso di inondazione. Abbiamo chiuso la riunione con un'ipotesi di accordo che sembra che metta d'accordo i proprietari, il comune e la provincia. La vediamo idraulicamente se la cosa è fattibile. Se la cosa è fattibile, partiamo con un accordo che va dalla provincia al comune ai proprietari di questo edificio.